Cari amici di Valdo TV, rieccoci per un aggiornamento riguardante la situazione meteorologica e per quanto riguarda le prossime ore, una situazione che tende a divenire più dinamica. Ci aspettiamo l'arrivo di una fase di instabilità che andrà a concretizzarsi nel corso della serata notte, ad iniziare dai settori dolomitici, poi questa fase contrassegnata da rovesci e temporali si spingerà nel corso delle ore successive anche alla fascia prealpina, all'area pedemontana, per poi raggiungere a tratti anche la pianura. In questa fase non escludiamo dei rovesci e dei temporali a tratti anche intensi, quindi accompagnati anche da manifestazioni grandinigene, colpi di vento, fulminazione piuttosto vivace. Questi sono i fenomeni che andranno ad interessare nel corso delle prossime ore gran parte della regione. Si tratterà comunque di fenomeni, vale a dire sparsi, quindi di carattere non diffuso, anche se temporaneamente laddove l'instabilità sarà maggiormente manifesta, non escludiamo una certa recrudescenza di alcuni fenomeni, quindi anche con carattere di autorigeneranza. Tuttavia la situazione è velocemente volta ad un successivo miglioramento nel corso della giornata di domani, proprio perché questa linea di instabilità legata della discontinuità ad alta quota tenderà molto rapidamente ad allontanarsi verso est-sud-est della nostra regione, quindi passata questa fase del tutto instabile avremo un ritorno a temperature anche più gradevoli, quindi temperature che tenderanno a perdere qualche grado per quanto riguarda la giornata di domani, ma soprattutto le correnti che andranno a susseguirsi saranno anche correnti decisamente più secche, quindi in grado di far diminuire l'umidità, di renderla quindi perlomeno più accettabile anche alle basse quote. Una situazione quindi che vede la possibilità anche del ritorno di qualche fiocco di neve nelle cime dolomitiche più elevate, qualora nel corso della notte i fenomeni tendano ad attardarsi in alcune aree. Parliamo comunque delle cime dolomitiche più elevate, quindi difficilmente la neve scenderà anche in queste zone al di sotto dei 2800-3000 metri di quota. Questa chiaramente è una quota indicativa. Questa è la situazione che volevamo annunciarvi nel corso del prossimo aggiornamento. Diamo anche uno sguardo prima di salutarci alla ventilazione. La ventilazione potrà risultare abbastanza sostenuta per quanto riguarda la giornata di domani, specialmente sulla pianura, in particolare nei settori che sono prospicenti ai litorali, quindi lungo i litorali e nei settori dell'immediato entroterra avremo, specie nella prima parte della giornata, una ventilazione ancora piuttosto sostenuta. Ventilazione, come abbiamo detto, dai quadranti orientali, quindi tra est e nord-est, quindi ci sarà anche della bora, mentre in quota la ventilazione tenderà a ruotare dai quadranti nord-occidentali e, come abbiamo detto, sarà carica di correnti più asciutte in grado di portare una maggiore stabilità. Tuttavia, in prossimità delle prealpi e specialmente a ridosso della pedemontana, domani nel corso delle ore pomeridiane non escludiamo delle locali fasi di lieve variabilità barra instabilità. Si tratterà comunque eventualmente di fenomeni di breve durata e molto disomogenei, quindi molto locali se non addirittura occasionali. Questa è un po' l'evoluzione che ci aspetta per quanto riguarda questo weekend, quindi nel corso della giornata odierna un cambiamento ad iniziare dai settori montani, in discesa verso la pianura, e domani una situazione più tranquilla, anche se inizialmente nella prima parte della giornata, specie nella pianura meridionale, avremo a che fare ancora con i residui strascici di instabilità legati al fronte temporalesco che poi ha chiaramente interessato precedentemente la regione nella nottata odierna. Io con questo vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di giornata e anche una buona domenica per quanto riguarda la giornata di domani.
Da Riccardo Mazzocco, dall'associazione Meteo in Veneto è tutto, noi vi diamo appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.